Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Nuovo terremoto nella sanità siciliana, 9 arresti ai domiciliari, anche 4 direttori di unità complesse nei policlinici di Catania e Messina e negli ospedali di Siracusa e Ragusa. I medici ricevevano favori per gonfiare l'acquisto di forniture mediche di cardiologia. Arriva l'estate, in Sicilia mancano i medici, a Sciacca chiude il reparto di ortopedia, negli altri ospedali organici ridotti ai minimi termini a causa delle ferie e adesso si rischia la paralisi. Siccità, il grande business della mafia dei pozzi che controllerebbe il mercato nero dell'acqua. Si pagano anche 35 euro per forniture che costavano poco più di 2 euro. E a Belpasso chiude le fontanelle il sindaco durante la notte. Allerta gialla sull'Etna, l'incremento del tremore e l'attività stromboliana frequente sui crateri sommitali mette in allarme la protezione civile. Ortigia nel caos, tra turisti e locali aperti a tutte le ore, i residenti protestano e chiedono soluzioni al prefetto di Siracusa. Estate è tempo di vacanze, c'è chi alla classica agenzia di viaggi preferisce i consigli dei travel blogger, spopola la nuova professione legata al web e ai social. Calcio in Serie B, il Palermo prende il portiere Gumis dal Ren, in Serie C diramato il calendario della Coppa Italia di categoria, il Trapani e il Messina giocheranno il 10 agosto, Pavone è il nuovo DS dei giallorossi peloritani. Ancora buongiorno, in anteprima un'ultima ora, una forte esplosione si è verificata poco prima delle 13 a Messina tra il Villaggio Santo e Bordonaro, un'esplosione visibile a distanza con un'enorme nube di fumo, il boato è stato avvertito a chilometri di distanza dal luogo in cui si è verificato. Dalle prime informazioni sembra essere coinvolta una ditta di fuochi pirotecnici, sul posto stanno operando già i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Ovviamente durante il nostro telegiornale vi daremo ulteriori aggiornamenti. E adesso andiamo a parlare del nuovo terremoto che coinvolge la sanità siciliana, mazzette ai primari in cambio di appalti, e questo è il nuovo scandalo siciliano. Finiscono i domiciliari di 9 persone, tra loro anche alcuni professori noti come il professore Tamburino e il professore Micari dei policlinici di Catania e Messina. L'inchiesta della Guardia di Finanza Etnea è scaturita dagli appalti del Policlinico San Marco di Catania. Roberta Lunghi. Un nuovo terremoto scuote la sanità siciliana. Ci sono nomi eccellenti tra le 9 persone, tra le quali 4 dirigenti medici arrestate tra Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Perugia nell'operazione della Guardia di Finanza Etnea. Sono accusati a vario titolo di falsità ideologica e corruzione per sponsorizzazioni economiche ai medici in cambio dell'acquisto di dispositivi ospedalieri. Ai domiciliari sono stati posti i professori dei policlinici di Catania e Messina, Corrado Tamburino e Antonio Micari, e dei poli ospedalieri di Siracusa e Ragusa, Marco Contarini e Antonino Nicosia. Arresti domiciliari anche per gli imprenditori Rosa Vitale, Caterina Maugeri e Giancarlo Antonino Girlando delle 3 società catanesi Presifarm, Archigen e Cardiovascular, e ancora Francesco Dottorini e Pietro Sola, amministratore della Collage di Palermo. Le indagini sono partite dalle verifiche sugli sprechi che avrebbero fatto emergere come il Policlinico Rodolico San Marco di Catania avesse effettuato affidamenti per l'acquisto di dispositivi medici, accordando alle ditte aggiudicatarie un prezzo risultato più elevato rispetto alle quotazioni. Le società coinvolte avrebbero promesso e poi elargito ingenti somme di denaro per l'organizzazione da parte dei dirigenti sanitari, che avrebbero sfruttato la loro posizione di vertice di convegni e congressi di medicina finalizzati alla formazione, l'ultimo dei quali svoltosi a Catania nel mese di maggio. Le sponsorizzazioni economiche avrebbero avuto lo scopo di ottenere in cambio, spiegano gli inquirenti, l'impegno degli stessi di favorire le ditte più generose, garantendogli l'uso effettivo di un numero maggiore di propri dispositivi medici nel corso degli interventi chirurgici.
Ancora cronaca, centri estetici e in particolare cinesi in cui in realtà venivano offerte prestazioni sessuali a pagamento. C'è anche Catania tra le 27 province italiane coinvolte nella vasta operazione della polizia per il contrasto della prostituzione che si è conclusa la notte scorsa. 7 le persone arrestate e 71 quelle denunciate. Nel capoluogo etneo sono state identificate 3 donne ed elevate alcune sanzioni amministrative. Ritorniamo invece sulla notizia che vi abbiamo dato in apertura sull'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio a Bordonaro. Sembra, secondo le prime notizie che arrivano in redazione, ci sarebbero 3 persone rimaste ustionate. Ricordo che continueremo ad aggiornarvi. Adesso ci spostiamo a Palazzo Lacreide perché dopo i funerali di Vincenzino, il bambino di 10 anni che è morto cadendo in un pozzo, tutto è concentrato sulle immagini. Sulle indagini, scusate, i genitori confermano che il piccolo avrebbe parlato con loro, ma anche di questa notizia vi daremo conto più avanti. Invece ci spostiamo nell'Agrigentino dove sono stati chiusi nuovamente gli accessi al reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Sciacca, tutto per carenza di medici. Il servizio di Davide Sarto. Non vi sono medici e così dopo 7 mesi ancora una volta stop agli accessi dei pazienti del reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Eventuali urgenze, oltre alle operazioni già programmate, sono dirottate al San Giovanni di Dio di Agrigento. È una situazione assurda quanto intollerabile, denuncia Ignazio Cucchiara, portavoce del Comitato Civico per la Sanità di Sciacca. Ci sono responsabilità enormi. Quello che sta succedendo a Sciacca è inimmaginabile. L'ortopedia l'hanno chiusa portando i pazienti ad Agrigento. Il primario dell'ortopedia di Sciacca, il dottore Tolumello, continua a prestare servizio all'ospedale di Agrigento. Ma com'è possibile tutto questo? Il direttore generale dell'ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, avrebbe chiesto agli ortopedici dell'ospedale Bochieri La Ferra di Palermo di garantire gli interventi chirurgici. La trattativa è tuttora in corso. Il giorno 16 luglio si svolgerà la prova unica di concorso, so che ci sono 18 partecipanti, per dirigente medico di ortopedia e naturalmente saranno immediatamente spostati a Sciacca non appena saranno assunti. Nel frattempo abbiamo avviato anche un avviso pubblico per quanto riguarda invece attività libero professionale, al quale so che hanno già risposto 2 colleghi. In questo momento, non appena saranno ultimate le procedure di assunzione e non appena avremo la disponibilità nell'immediatezza dei colleghi, saranno immediatamente assegnati all'ortopedia. E le emergenze estate negli ospedali perché infatti la carenza dei medici si aggrava a causa delle ferie estive, così chiudono reparti ambulatori e si cerca di fare fronte alle emergenze. Le aziende sanitarie stanno cercando soluzioni tampone e servizio. Guai ad ammalarsi e finire in ospedale in estate. È un evidente paradosso, ma cela comunque l'aggravarsi durante la stagione in corso della già conclamata carenza di personale nelle corsie. I medici giustamente vanno in ferie, i reparti si alleggeriscono ulteriormente di camici bianchi. Tra giugno e settembre la riduzione degli organici varia tra il 21 e il 30%, con un aumento del carico di lavoro per chi resta raddoppiato se non triplicato. Nel 15% dei casi molti ambulatori e reparti ospedalieri chiudono del tutto durante l'estate. Questo nell'intero paese. La situazione siciliana è in linea con la situazione nazionale. Le parti più carenti sono il pronto soccorso, le rianimazioni, cioè le emergenze urgenze. Fronteggiare si deve e si cerca di fare con soluzioni tampone che comunque non danno certezze, se non quelle di tentare di colmare vuoti lasciandone altri. La Regione come assessorato per quello che riguarda la provincia di Catania ha caldeggiato, ha mandato l'invito a fare una convenzione tra ASP e i 3 grosse strutture ospedaliere catanesi, quindi
Cannizzaro, Garibaldi e Policlinico San Marco, affinché dei medici disponibili possano andare volontariamente in progetto obiettivo a fare dei turni nei pronto soccorsi carenti della provincia di Catania. Si rafforza in molti casi il ricorso a medici gettonisti, si garantiscono le emergenze, mentre su base volontaria si lavora nelle aziende per colmare le liste d'attesa. Le aziende anche hanno il loro lavoro che stanno svolgendo sempre sulla volontarietà dei colleghi che lavorano extra time al di fuori dell'orario di servizio. Di fatto il sovraccarico su base volontaria dei medici non può essere la soluzione. Fino a che non ci saranno le assunzioni definitive non usciremo fuori da questa catena. Adesso una notizia di cronaca: maltrattava e minacciava la moglie di 68 anni con una pistola. I carabinieri hanno arrestato il marito di 77 anni, la moglie ha denunciato soprusi ed è stata costretta a denunciare dopo tutto quello che ha subito in questi anni. Se poi cercava di ribattere, hanno detto gli investigatori, spuntava la pistola che i militari hanno trovato e sequestrato. Il marito adesso si trova ai domiciliari nella casa della figlia. Compare l'ombra della mafia dei pozzi dietro la diffusione del mercato nero dell'acqua in una Sicilia sempre più assetata. Anche 30-35 euro il costo di 1000 litri portati con un'autobotte, a fronte di un costo che non supera mai i 2,50 euro per la stessa quantità. Manlio Viola. La siccità in Sicilia si fa severa e compare l'ombra della mafia nella gestione della poca acqua che è disponibile. La mafia dei pozzi non è una novità per l'isola e con l'aumentare della richiesta ecco scoppiare il mercato nero dell'acqua. È una delle conseguenze immediate di una siccità che non si ricordava da 2 decenni. 30 euro il prezzo medio di un'autobotte da 1000 litri, quando il prezzo degli stessi 1000 litri all'acquedotto nel peggiore dei casi, e compresa depurazione e fognatura, non supera i 2,50 euro. Un allarme approdato anche alla Camera dei Deputati, seguito da una denuncia di un deputato 5 Stelle nell'Agrigentino che racconta cosa accade in quella provincia. La gente, non avendo più come fare, si rivolge anche al mercato nero e anche a situazioni di illegalità nell'approvvigionamento, perché essendo state requisite tutte le fonti non si sa come e dove prelevino l'acqua questi autobottisti. C'è il caso appunto di Sciacca, in cui un autobottista è stato fermato perché trasportava acqua inquinata. Dunque il primo problema è anche quello di garantire la salubrità dell'acqua, ma in secondo luogo occorre evitare speculazioni. A Belpasso il sindaco ha disposto il posizionamento di timer alle fontane pubbliche. A Belpasso stiamo installando dei temporizzatori nelle nostre fontanelle pubbliche, ma una misura anche pensata per combattere quegli abusivi, quelle persone che non hanno un contratto di acqua e durante la notte vanno in queste fontanelle con dei fusti enormi e prelevano questa risorsa a danno di tutti i cittadini. In base all'ordinanza di protezione civile emessa il 19 maggio scorso, le autobotti devono essere autorizzate e prelevare ai punti presa degli acquedotti, ma nell'isola ce ne sono disponibili soltanto 86, con un picco di 22 a Messina, ma con province in grande emergenza come Ragusa ed Enna che possono contare soltanto su 2 automezzi e Caltanissetta soltanto su un mezzo. Si alza il livello di attenzione sull'Etna, il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta da verde a giallo dopo lo Stromboli, dunque anche l'Etna si risveglia. Lo spettacolo offerto dalla natura dei vulcani siciliani è grandioso e al tempo stesso pauroso. Desiree Ferlito. Sull'Etna è allerta gialla, il vulcano attivo più alto d'Europa è un sorvegliato speciale. Il Dipartimento della Protezione Civile ha difatti disposto il passaggio di allerta dal livello verde a giallo, invitando le strutture territoriali di protezione civile ad adottare le opportune fasi operative locali e misure di mitigazione del rischio, soprattutto in relazione alla possibile presenza di escursionisti in quota. Verso la fine di giugno è aumentata l'intensità di queste attività, ci sono state delle variazioni anche su alcuni parametri che stiamo registrando, in particolare il tremore vulcanico che si è posto su livelli alti, quindi inevitabilmente è cambiato lo stato del vulcano rispetto ai mesi precedenti e si è passati, protezione civile è passata da un livello di allerta verde a un livello di allerta giallo che è compatibile con l'attività che è in corso. Il passaggio del livello di allerta è basato sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dalle NGV di Catania.
Non è noto sapere come si evolverà e se si alzerà ancora il livello di allerta dell'Etna, che rimane altamente monitorato. Sicuramente è un inizio di una ripresa dell'attività del vulcano dopo più di 6 mesi di non attività. L'incremento del tremore del vulcano è accompagnato da piccole emissioni laviche in area craterica. Ci si aspetta l'evoluzione dei fenomeni verso un'attività più energetica. Dopo lo Stromboli, dunque, anche l'Etna si risveglia. Lo spettacolo offerto dalla natura dei vulcani siciliani è grandioso e al tempo stesso pauroso. Ed anche se non c'è correlazione scientifica di nessuna natura fra gli eventi, inevitabilmente c'è chi sottolinea come il risveglio avvenga nello stesso tempo e momento. Occhi puntati sulle autostrade siciliane in vista dell'arrivo dei numerosi turisti nei mesi di luglio e soprattutto agosto. Il tratto della A18 di Letojanni potrebbe aprire prima del 20 luglio, a Messina entro fine mese riaprirà il viadotto Ritiro. Prossima settimana, seconda fase delle prove di carico proprio in questa zona. Il servizio di Francesco Triolo. Il tratto della A18 Messina-Catania a Letojanni, dove nell'ottobre 2015 si è verificata la frana, potrebbe essere riaperto già prima del 20 luglio. Si è entrati infatti nella fase di ultimazione dei lavori, tanto che il traffico è stato adesso spostato sulla corsia di mare in doppio senso di circolazione per consentire le ultime lavorazioni a galleria chiusa. Intanto la prossima settimana verranno effettuate le seconde prove di carico sul viadotto di Ritiro nella tangenziale di Messina. Già nei giorni scorsi è stata effettuata la prima prova e gli esiti dovrebbero essere positivi, così da consentire al direttore dei lavori, l'ingegnere Pietro Certo, di chiudere la relazione e passare tutta la documentazione al collaudatore statico, l'ingegnere Sergio Arcoria, che già adesso sta seguendo la procedura e che dovrà dare l'ultimo via libera per l'apertura del viadotto alla circolazione. Per la riapertura l'ultima data fissata era quella del 30 luglio, ma potrebbe anche essere anticipata di qualche giorno, probabilmente a domenica 28, per sfruttare un giorno in teoria di traffico inferiore rispetto a quello settimanale. Prima, dal 22 luglio alle 10 invece, chiuderà lo svincolo di Boccetta in uscita da Palermo, mentre resterà aperto da Giostra. E dopo il servizio sul nostro TG che raccontava delle maxi discariche a Catania, questa mattina è stato effettuato un primo parziale intervento per bonificare la zona di via Toledo all'altezza dell'incrocio con via Principe, rimossi catastri di spazzatura, scarti edili e pneumatici. Le complesse operazioni, considerata la variegata tipologia di rifiuti, tra cui l'immancabile Eternit, continueranno anche nei prossimi giorni. E adesso parliamo di sicurezza a Palermo, protocollo d'intesa tra Prefettura e Confcommercio e Confesercenti per l'installazione di telecamere e soprattutto per mettere in rete poi questi video in modo da favorire più sicurezza in città. Marco Gulla. Spaccate, furti, rapine. A Palermo, soprattutto in determinate zone della città, gli esercizi commerciali continuano ad essere preda di ladri e rapinatori. Danni su danni, con molte vetrine spaccate. Come fronteggiare questa emergenza? Un modo può essere sicuramente quello di aumentare gli occhi sulla città, quindi più telecamere. Proprio oggi nella prefettura del capoluogo è stato firmato un protocollo d'intesa con Confcommercio e Confesercenti per permettere a tutti gli esercenti di collegare le proprie videocamere di sorveglianza alle centrali operative delle forze dell'ordine e segnalare in diretta un possibile tentativo di furto. Consente al commerciante che malaguratamente è oggetto di una rapina o comunque di una forma qualunque di delinquenza di segnalare in tempo reale l'evento. Un'arma in più per tanti esercenti. Anche per problemi di disagio sociale, di altri fenomeni, sta crescendo molto la microcriminalità. Significa spaccate, furti, rapine, violenza, e allora anche questo serve a cercare di prevenire. Gli episodi di criminalità si sono svolti a parte nel centro storico con queste spaccavetrine e cose varie, ma anche nelle periferie abbiamo notato un incremento di rapine, di furti e cose varie. Se sarà un protocollo efficace ed efficiente lo vedremo nei prossimi mesi, ha concluso il prefetto.
E adesso ritorniamo sul servizio che vi avevamo annunciato, che riguarda la morte del piccolo Vincenzo a Palazzolo Acreide. I genitori confermano che il piccolo, quando loro sono arrivati sul posto, ancora era vivo e ha parlato con loro. Il servizio di Francesco Aloi. La ferita è ancora troppo fresca. Vincenzino è andato via appena una settimana fa. Archiviati i funerali in una chiesa gremita, i riflettori sono tutti puntati sulle indagini. I carabinieri di Noto, coordinati dalla procuratrice Sabrina Gambino, stanno indagando per individuare eventuali responsabilità. Sulle carte della procura sono 9 i nomi segnati, gli educatori dell'ANFAS ed il presidente, che è proprietario del terreno. Come conferma il legale della mamma di Vincenzo, i genitori non sono ancora stati ascoltati. Gli inquirenti hanno preferito non infierire nei giorni precedenti il funerale. Mamma Paola e papà Salvo dovrebbero essere interrogati nelle prossime ore. Intanto si iniziano a trovare delle prime risposte agli interrogativi, anche se ancora tutte da confermare. I genitori non erano sul posto quando tutto è accaduto. Sarebbero arrivati intorno alle 13 e Vincenzino avrebbe parlato con loro. E poi il ritardo dei soccorsi. Un testimone ha detto che sarebbe stato di 2 ore. La famiglia però non lo confermerebbe. Quella che fino ad ora sembra più certa è la causa della morte, annegamento. Ma anche qui, per avere la conferma al 100%, bisognerà attendere l'esito del medico legale Francesca Berlic. Restiamo nel siracusano, in questo caso a Ortigia, che è diventata invivibile per i residenti, soprattutto in questo periodo dove arrivano numerosi i turisti. Allora il Comitato dei Residenti chiede aiuto al prefetto. Il servizio. Stiamo cercando di reggere e portare avanti le istanze dei residenti perché Ortigia ritorni a essere come era prima. È l'obiettivo del nuovo comitato dei residenti. Ortigia, un'isola dalle 1000 bellezze ma da altrettanti problemi. Per questo si sono uniti in più di 400. Vogliono far sentire la loro voce. Parecchi stanno cominciando ad andare via in quanto non riescono più a reggere un disagio continuo e costante, sia su mobilità, sia sulla qualità dell'aria, sul rumore e sulla qualità di vita in generale. Qui vengono migliaia e migliaia di turisti, ma di anno in anno gli abitanti sono sempre meno. Un centro storico che i siracusani amano, ma che ultimamente in molti evitano anche per una passeggiata. Trovare posto è un'impresa anche per i residenti. Abbiamo fatto un'analisi dettagliata sui posti auto destinati ai residenti, che sono risibili rispetto alle esigenze, con un indice di 0,24 che dice che una macchina su 4 riesce a poter trovare parcheggio. Case vacanze e B&B proliferano come i funghi, tanti, troppi turisti e poi i cumuli di rifiuti sono ovunque. L'eccesso di rifiuti è spesso dovuto a una crescita esponenziale delle attività commerciali non controbilanciata da adeguati servizi. Il comitato qualche giorno fa ha consegnato un dossier al prefetto, poi ha incontrato l'amministrazione che assicura l'attenzione a questi problemi. Finora solo parole, ma di concreto? Ed estate è anche tempo di sorrisi, di vacanze, di divertimento. Molti si rivolgono alle agenzie per prenotare un viaggio, tanti altri invece si affidano ai consigli del web, anzi dei travel blogger. Noi abbiamo incontrato i Positive Trip, tra i primi siciliani che hanno trasformato la loro passione in lavoro. Il servizio è di Eva Spampinato. Siamo partiti per il nostro viaggio senza scadenza, abbiamo lasciato l'Italia zaino e spalla per andare un po' ad esplorare in giro a zonzo per il mondo. Loro sono Francesco e Veronica, partner nella vita e nel viaggio, esploratori a tempo pieno, positivi sempre, come il nome del loro travel blog, Positivi Trip. I loro video riempiono ore e ore di programmazione web e social e sono il resoconto di 10 anni di instancabili viaggi. È un lavoro particolare dove bisogna essere sul posto, conoscerlo, visitarlo e poi trasmettere le informazioni che si acquisiscono anche a chi ti segue, no? Sono stati tra i primi travel blogger siciliani, hanno toccato quasi tutti i continenti, consumando suole e ore di video. Una figura come la nostra che può essere informativa e allo stesso tempo coinvolgente e appunto di ispirazione. Sul web dispensano consigli utili sui luoghi di interesse, il cibo, le pratiche burocratiche più necessarie per i viaggi all'estero e poi i luoghi più belli anche della nostra isola. La Sicilia
Sembra una piccola regione, ma è immensa perché ha un territorio straordinario, cioè c'è tutto in Sicilia, abbiamo le montagne, i laghi, anche se magari non ci si aspetta di trovare laghi, fiumi e il mare, cioè in estate quale migliore occasione per scoprire tutte le spiagge che abbiamo. E se volete uscire fuori dalle classiche rotte turistiche siciliane, Francesco e Veronica sono pronti a indicarvi dei luoghi meno conosciuti della Sicilia che vi sorprenderanno. Secondo me ci sono delle chicche nascoste che sono soprattutto concentrate nella costa sud, quella che poi si spinge verso Marsala, e altrettanto nella parte dei Nebrodi. Lì ci sono anche alcune chicche tra addirittura percorsi in natura, cascate, castelli, che nessuno effettivamente mai si prende il tempo di approfondire, quindi quella potrebbe essere una buona strada. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati, nella seconda parte del nostro telegiornale parliamo di calcio. Intanto vi diamo una notizia: il Palermo ha ufficializzato l'acquisto del portiere Gomis dal Rennes, questo per quanto riguarda la Serie B, mentre è stato diramato per quanto riguarda la Serie C il calendario della Coppa Italia di categoria, esordio in trasferta per il Messina e il Trapani. Il Catania invece comincerà dal secondo turno. Intanto il Messina ha un nuovo direttore sportivo, si tratta di Giuseppe Pavone. Il servizio di Marco Carli. Ufficiale il calendario della Coppa Italia di C, trofeo vinto dal Catania nell'ultima stagione. Primo turno in gara unica dell'eliminazione diretta, esordio esterno il 10 agosto per il Trapani che va a Cava dei Tirreni e per il Messina che viaggia a Crotone. La vincente di quest'ultima sfida giocherà a Catania nel secondo turno, anche in questo caso in gara unica, il 18 agosto. Rossazzurri che il 4 di agosto saranno impegnati nei preliminari della Coppa Italia Maggiore con la Carrarese. Il mercato d'Andrea al Catania è quello che tanti osservatori giudicano un colpo importante anche per la duttilità del giocatore. Nella prima parte di stagione col Cerignola è stato impiegato da trequartista, seconda punto, esterno d'attacco. Nell'ultima parte del campionato invece ha giocato al centro del reparto avanzato, nel 3-5-2, raccogliendo 5 gol nelle ultime 3 gare. Con lui il Catania chiude perché lo reputa adatto a tutti i ruoli nei 3 davanti. Così come Anastasio, altro colpo, 2 gol, 3 assist, ma i numeri più importanti, visto che si tratta di un esterno difensivo, sono quelli dei minuti in campo. Ecco perché è giudicato così adatto. Gioca quasi tutte le partite dal momento in cui la Casertana trova il passo ad ottobre che la porterà nelle parti alte della classifica. Salta solo 2 gare, una per squalifica, insomma una garanzia. Il Catania ne cerca e ne deve trovare altre per completare un organico che figuri al meglio, ancora in attacco, a centrocampo, nell'impostazione della manovra, ad esempio. Da lì passa la costruzione di una stagione di successo, oltre che dalla soluzione per i giocatori in esubero. Si muove qualcosa in casa Messina. Attraverso una nota il club ha chiarito che il nuovo direttore sportivo è Giuseppe Pavone. Il nuovo DS, si legge nel comunicato, è in città da ieri e si è messo subito al lavoro per l'allestimento della rosa in vista della nuova stagione sportiva. Il club si è messo anche al lavoro per definire il ritiro precampionato, mentre si attendono ancora sviluppi sulla questione societaria. Il gruppo squadra per ora è composto da 5 giocatori tesserati. Questa è l'ultima notizia, non ci sono almeno al momento ulteriori aggiornamenti sulla notizia con la quale abbiamo aperto il nostro telegiornale, ovvero l'esplosione di fuochi d'artificio a Messina. Allora non ci resta che salutarvi, darvi appuntamento con l'informazione su Antenna Sicilia alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.